24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. È stato firmato ieri a Venezia, a Palazzo Balbi, l'accordo quadro di programma tra la Regione del Veneto e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo e Alimentare, ISMEA. Il documento è stato sottoscritto per la Regione dall'assessore all'agricoltura Franco Manzato e per ISMEA dal presidente Arturo Semerari. L'obiettivo dell'intesa è di realizzare servizi in comune con un unico sportello a sostegno del comparto agricolo e agroalimentare, con particolare riferimento all'insediamento di giovani imprenditori e al consolidamento delle imprese condotte da giovani. L'accordo metterà a disposizione servizi e opportunità di un consistente stanziamento diviso tra la Regione, che ha già messo nel piatto 3 milioni di euro, e ISMEA, finalizzato a raggiungere gli obiettivi ritenuti strategici e per i quali saranno messe a punto specifiche convenzioni. Si chiama Per un Veneto più biologico. È un progetto che punta a promuovere e valorizzare i prodotti agroalimentari biologici del territorio, diffondendone il consumo nelle scuole e nella ristorazione collettiva, finanziato con fondi del Ministero delle Politiche Agricole e realizzato dalla Regione con la collaborazione della Provincia di Venezia e delle aziende ULSS numero 2 di Feltre, numero 4 dell'Alto Vicentino, numero 12 di Venezia e numero 19 di Adria. I contenuti dell'iniziativa sono stati presentati a Venezia dall'assessore regionale alla promozione Marino Finozzi, presenti i rappresentanti delle istituzioni interessate e delle associazioni del biologico AIAB Veneto e AVEPRO-B. Il progetto si articola in più azioni a livello locale, con attività formative in classe e la diffusione di materiale didattico per bambini e materiale promozionale per i consumatori. 1 milione di uomini italiani sono affetti da tumori di vario tipo e le neoplasie più frequenti sotto i 40 anni sono quelle che colpiscono il testicolo. Diventa dunque fondamentale garantire agli uomini giovani, a chi riesce a sconfiggere il cancro, una vita normale. La prevenzione dell'infertilità in questi casi è possibile grazie ad esempio alla crioconservazione. La prevenzione della infertilità in pazienti affetti da tumore deve avvenire prima che ci sia il trattamento medico o chirurgico della neoplasia, perché questi trattamenti possono alterare anche in modo definitivo la fertilità, quindi la crioconservazione degli spermatozoi rappresenta un'opportunità molto valida. Il tumore, attraverso le terapie o attraverso le complicanze del tumore stesso, altera frequentemente la funzione endocrina del testicolo, quindi si produce poco testosterone e poco di tutti quanti gli altri ormoni testicolari. Proprio per valutare gli aspetti della sessualità, fertilità e dell'ipogonadismo nei maschi affetti da tumore, nasce a Padova all'Istituto Oncologico Veneto il primo ambulatorio di oncoandrologia in Italia. Nel mese di marzo il tasso di disoccupazione italiano è salito al 9,8%, il livello più alto almeno dall'inizio delle serie storiche mensili del 2004. Lo rende noto l'Istat, spiegando che se si guarda alle serie storiche trimestrali, il tasso è il più alto dal terzo trimestre del 2000. Una situazione che non coinvolge più solo la fascia dei giovani, ormai da anni alle prese con stage non retribuiti, contratti precari e salari bassi, ma anche il popolo degli over 40, spesso con famiglie a seguito. Su kijiji.it, il sito dedicato agli annunci gratuiti locali, che registra oltre 3 milioni di inserzioni attive, all'interno della categoria cerco lavoro, sono aumentate di circa il 35% negli ultimi 12 mesi le inserzioni inserite da ultra 40enni in difficoltà per chi disoccupati e alla ricerca di un'occupazione. È stato intitolato all'ispettore capo della polizia Filippo Raciti, ucciso negli scontri tra tifoserie nel 2007 dopo il derby Palermo-Catania, e il centro sportivo Brentella di Chiesa Nuova a Padova.
Alla cerimonia, tenutasi presso il centro, hanno preso parte le autorità sportive e civili, tra cui anche il sindaco Flavio Zanonato e Marisa Grasso, vedova dell'ispettore Raciti, che da quel giorno è impegnata in tutta Italia a diffondere un messaggio di non violenza, raccontando la sua storia e quella dei suoi figli. È stato conseguenziale all'insegnamento di mio marito, l'atto di coraggio di mio marito mi ha permesso di aprirmi, perché chiudersi sarebbe stato un atto egoistico e invece, non volendo più che capitasse ciò che è capitato a lui e che ci fossero altre famiglie a vivere come noi un momento così difficile, un dolore così grande, allora anche se è stato difficile, anche se è stato sofferto, è stato, credo, giusto aprirsi agli altri perché faccia capire quanto sia inutile la violenza. Zone in, radici in Laguna. Continua la lunga marcia della Banca Popolare di Vicenza, adesso tocca Vanetti. Nuova sede in Laguna, tesoreria del Teatro La Fenice, ma soprattutto punta su una partecipazione nel Marco Polo. Tutti i particolari su Industria e Finanza. 24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.